Bene, vi ringraziamo, è stato un evento suggestivo, ricco di emozioni. Chiamo l'onorevole Dreosto, l'onorevole Gava, scusate, Raucedine e anche il sindaco di Erto, dottor Carrara, la cantante Rigacci, la Defrenza, la violinista Defrenza e Luisella Botteon per un omaggio floreale che daranno appunto l'onorevole Dreosto, il sindaco di Erto e l'onorevole Gava. Eccoli qua. Allora consegna i fiori l'onorevole Gava a Susanna Rigacci. No, vorrei consegnarli io. Vuole consegnarli il sindaco. Un applauso al sindaco Volpe. È stato incantato da questa meravigliosa voce, diciamo, mettiamola così. Poi chiamiamo Antonella De Frenza, consegna i fiori l'onorevole Marco Dreosto, è stato premiato per aver atteso. Poi Luisella Botteon, eccola qui, consegna i fiori, l'omaggio floreale, l'onorevole Gava. Fermatevi per una foto, un momento. Bene, allora non mi resta su indicazione del signor Sindaco di ringraziare tutto il personale dell'Enel, la protezione civile, questa troupe che farà un documentario che viene da Firenze, il dottor Semenzato e il dottor Pighin, la protezione civile e tutti coloro che ci hanno aiutati, la dottoressa Dori di Riufasson che ha agito da dietro le quinte, e mi dicono che adesso per le istituzioni ci sarà un ulteriore alleggerimento della giornata con una visita, prego il sindaco di Radone. Sì, chi vuole c'è una visita guidata sul coronamento della diga, ci accompagnerà la guida del Parco Dolomiti Friulane. Grazie a tutti quanti e grazie anche a Marco Dreosto veramente per tutto quello che hai fatto, perché sono 2 anni che attendevamo questo giorno, comunque l'abbiamo fatto, dai. Un caloroso applauso al coro della Sacra e alle altre parrocchie. Grazie, bravissimi.